Senese che all'esterno Periclea che prende il comando delle operazioni all'inizio della prima curva nei confronti di Rondine Senese, terza posizione per Quasimodo, in quarta Giovanni di Prudente, in quinta Curioso, cavalli che affrontano la retta opposta con il battistrada Periclea che mantiene una lunghezza in mezzo di vantaggio nei confronti di Rondine Senese in seconda posizione, in terza Quasimodo, in quarta la Giovanni di Prudente che ha all'interno Curioso, secondo passaggio per i cavalli che affrontano la piegata di sinistra con battistrada saldamente a condurre Periclea e Giovanni Soggia nei confronti di Rondine Senese con il padre Tonino, unico grigio della compagnia, terza posizione per Quasimodo e Michel Puzzu con in quarta Curioso, in quinta Prudente, mentre Staccato e Olmio, cavalli che si preparano al terzo passaggio che vede ancora condurre la battistrada Periclea, numero 9 dello schieramento con Giovanni Soggia, seconda posizione per Rondine Senese, terza posizione Quasimodo con Michel Puzzu, quarta posizione per Curioso, i tre provano ad allungare quando sono a metà della retta opposta con il battistrada Periclea che mantiene due lunghezze di vantaggio nei confronti della grigia Rondine Senese, cavalli alla piegata conclusiva si presentano addirittura Periclea al comando nei confronti di Rondine Senese, Periclea, Rondine Senese e Quasimodo, questo è l'ordine dei primi tre classificati. Partita anche la seconda batteria dove il più sollecito è Sissi, attaccato all'esterno da Novidocches che si porta a condurre agli inizi della prima piegata. Novidocches che prende il comando delle operazioni nei confronti di Sissi, avvicinata per corsie esterne dalla giubba bianca di Accent e Walter Puscedo, i due viaggiano in coppia, gruppo comunque compatto alla seconda piegata dove mantiene il comando delle operazioni Novidocches con Luca Bonetto in sella, si presenta al comando al secondo passaggio Novidocches con all'esterno Accent, terza posizione per Sissi, quarta posizione Olianesu, in quinta Quix, cavalli che affrontano la retta opposta con il battistrada Novidocches che mantiene tre quarti di lunghezza di vantaggio nei confronti di Accent, in seconda posizione che ha all'interno Sissi, avvicinata per la terza piazza dalla Quix che attacca, richiamata alla frusta dalla Giuseppe Piccino, cavalli che iniziano il giro conclusivo con il battistrada Novidocches che ha sempre una lunghezza e mezza di vantaggio nei confronti di Accent, si porta in terza posizione Quix con Giuseppe Piccino, quarta posizione scivola Sissi, in quinta Olianesu e a chiudere Oscar Ledi, cavalli che affrontano la piegata conclusiva con il battistrada Novidocches avvicinato da Accent, Novidocches Accent, terza posizione per Quix, Novidocches Accent, Novidocches Accent e Quix. Partita della batteria dove scatta comando la giubba celeste di Lover Dance nei confronti di Refugio Moschita, in questo ordine che vede affrontare quarta posizione per Tempesta Esplosiva, mentre ha perso la partenza anche Dolce Nera più il cavallo Scosso che segue in quinta posizione, cavalli che affrontano la piegata che mette addirittura per il terzo passaggio con il battistrada Refugio che mantiene tre lunghezze di vantaggio nei confronti di Moschita. Refugio inizia il giro conclusivo al comando con Moschita per corsie interne che prova di riagganciare il battistrada mantenendo in terza Ambra, i tre che hanno guadagnato nei confronti di Tempesta Esplosiva con i cavalli a metà della retta opposta, attacco da parte di Ambra nei confronti di Moschita che respinge gli attacchi per la seconda posizione, piegata conclusiva con il Furia al comando nei confronti di Moschita e Ambra, cavalli addirittura il Furia che viene a vincere, il Furia che viene a vincere mentre al secondo posto difende la posizione. Comanda la giovane di Golden e Silvano Mulas con lo zio all'interno Tonino con Borgo di Renaccio che si porta a condurre all'esterno la progressione di Non ti voglio che ha all'interno Borgo di Renaccio, terza posizione per Golden, in quarta Antonia, in quinta la Giubba Verde di Sopransara e a chiudere Tuttuia. In quest'ordine i cavalli che viaggiano in coppia con Borgo di Renaccio e Non ti voglio, terza posizione per Golden.
posizione, in quarta posizione Antonia, in quinta risale Tuttuia con in sesta Carlo Sanna e sopra in sala, cavalli che si preparano al terzo passaggio con il battistrada a bordo di Renaccio, 3/4 di lunghezza nei confronti di Nontivoglio, terza posizione per la giovanera di Golden Silvano Bullas che prova ad avvicinare i due fuggitivi, cavalli al terzo passaggio, si preparano al giro conclusivo a bordo di Renaccio con la minaccia esterna da parte di Nontivoglio a bordo di Renaccio Golden, questi tre con Golden richiamato pesantemente alla frusta da Silvano Bullas che va ad attaccare per corsie esterne zio una lotta in famiglia con il magistrata Nontivoglio avvicinato all'esterno da Golden mentre scivola in terza posizione braccia e frusta per Silvano Bullas con Golden. I primi due classificati partiti scatta il comandante da giallorossa di Irene Cavidu con Paga da Bere che affronta la prima piegata al comando nei confronti della giovanile di Ottanesa in seconda posizione, in terza Nina, quarta il bianco White, in quinta Belen, mentre ritardata la partenza di Gavoesa che rimane al palo. Cavalli al secondo passaggio all'esterno Ottanesa, terza posizione per Nina con White in quarta posizione, in quinta prova il recupero Belen, non punta all'ordine mentre prende posizione Ottanesa che va ad affiancare il battistrada Paga da Bere che mantiene comunque il comando della corsa, inizio della piegata che mette addirittura con Paga da Bere saldamente al comando mentre pesantemente la frusta Ottanesa, inizia il giro conclusivo con Paga da Bere saldamente in mano nei confronti di Nina che si è portato in seconda posizione nonostante richiamata la frusta cede di schiatto Ottanesa, in terza posizione risale White con Marcello Pina che si porta in seconda in caccia della battistrada, ci approva anche Belen che non va oltre comunque alla quarta posizione, piegata conclusiva con Paga da Bere, Leone Cavidu saldamente al comando ed è Paga da Bere che viene a vincere nei confronti dell'Ernelli che la corsa si terrà secca e non su batteria. Intanto parte la quarta batteria, si lotta per il comando prima della prima curva dove aumenta la battura Ledi su Ledi, la posizione per Stella di Barbaggia con in quarta la giovanera di Occhi di Civetta. All'interno trova la progressione il battistrada con Ledi che attacca ma viene respinto l'attacco momentaneamente dallo Stuccanoe Carlo Sanna, al secondo passaggio nei confronti di Ledi, terza posizione per Stella di Barbaggia, in quarta Occhi di Civetta con Gavoesa che prova il recupero così come Michel, cavalli che affrontano la retta opposta dove rompe gli indugi Ledi che si porta a condurre Ledi nei confronti di Lost Canoe, attaccato all'esterno anche la Stella di Barbaggia, Ledi che prova l'allungo decisivo quando si presenta addirittura per il terzo passaggio viene disarcionato mentre il cavallo è al comando, piazza prontamente, lascia campo libero alla Giuda Bertoni, Giambattista Fede, Stella di Barbaggia all'interno del cavallo scosso, terza posizione, prova il recupero Michel che risale con all'esterno la progressione di Gavoesa, i due si trovano davanti il cavallo scosso che è un impedimento per gli inseguitori nel battistrada, Stella di Barbaggia avvicinata dal cavallo scosso per la seconda posizione Michel, cavalli che affrontano la piegata conclusiva con il battistrada Stella di Barbaggia che conduce ancora nei confronti di Michel, terza posizione per Gavoesa, buttano le posizioni col cavallo scosso che disturba ancora mentre Gavoesa recupera nei confronti di Michel, cavalli addirittura presenta un comando Stella di Barbaggia nei confronti di Michel per il comando il grigio rondinese con l'esterno assente, rondinese assente che attacca con decisione per portarsi a condurre, assente attaccato da Periclea a sua volta, Periclea che passa al comando, Periclea nei confronti
Senese con in quarta posizione Numidokes, cavalli in per il secondo passaggio con Periclea che conduce nei confronti di Asset che ha all'esterno Rondine Senese. I due viaggiano in coppia all'inseguimento del battistrada con Asset che prova ad attaccare, ma a sua volta risponde agli attacchi Rondine Senese. I due in coppia con in quarta posizione Numidokes, più staccati gli altri. Numidokes che prova la progressione percorsi esterni, inizia il giro conclusivo al comando pesantemente alla frusta perché viene disarcionato il tiro di Numidokes e continua la corsa Periclea con due lunghezze di vantaggio nei confronti della grigia Rondine Senese. Terza posizione per Asset, in quarta è risalito Quick, piegata conclusiva per il battistrada Periclea e Giovanni Soggia, con in seconda posizione Rondine Senese e Tonino Soggia, in terza Asset. In questo momento si presenta la Periclea, viene a vincere su Rondine Senese alla terza Giovanni Soggia, con numero 20 Golden Silvano Mulas, con numero 5 Paga da bere Neo Cavidio, con numero 10 White Marcello Pinna, con numero 13 Stella di Barbaglia Giambattista Fere e con numero 9 Michele Giuseppe Ticino. Lotta per il comando prima di ingresso in curva, dove scatta Golden con Silvano Mulas con all'interno Non Ti Voglio. Golden che prende il comando lungo la prima piegata, guadagna subito a 2 lunghezze nei confronti di Non Ti Voglio. Terza posizione per il grigio White, dalla quarta risale Refugio che si porta in caccia dei tre fuggitivi, cavalli che affrontano il secondo passaggio con Golden che conduce nei confronti di Non Ti Voglio. Terza posizione per il grigio White che ha in quarta in lotta Refugio con Paga da bere che respinge gli attacchi di Refugio, quarta posizione con l'attacco deciso da parte di Non Ti Voglio nei confronti di Golden quando i cavalli stanno per affrontare il terzo passaggio con gli inizi del giro conclusivo con Non Ti Voglio che mantiene nei confronti di Golden richiamata la frusta. Terza posizione per il grigio White, in quarta risale Paga da bere che attacca la terza posizione. Il battistrada a metà della retta opposta sta facendo il vuoto, guadagnando quasi 6 lunghezze nei confronti di Golden che a sua volta cerca di tenere la seconda posizione dietro l'attacco di Paga da bere e del grigio White.